E un dato estremamente positivo è che soltanto lo 0,68% dei tamponi ha dato un risultato positivo, cioè il risultato positivo è lo 0,68% delle persone che si sono sottoposte ai tamponi. Professor Crisanti, come valuta lei questi dati? Indubbiamente in maniera molto positiva. Significa che la trasmissione, in qualche modo, anche dopo queste 2 settimane in cui sono state rimosse tutte le parte delle restrizioni, non è ripartita, e questo sicuramente è un elemento molto positivo il cui merito va sicuramente anche agli italiani che hanno mantenuto le distanze, che hanno utilizzato le mascherine, e penso che se questo trend continua sicuramente arriveremo a livelli di trasmissione molto bassi. Senta, oggi è arrivato questo dato che lei già nel lancio ha considerato sorprendente, però è un dato che viene dalla Croce Rossa. 7.300 persone chiamate dalla Croce Rossa per fare l'indagine sierologica, era stato fatto un campione statistico, eccetera. Beh, soltanto il 25% ha accettato. Il 60% ha chiesto di essere ricontattate con vari pretesti e il 15% hanno detto, beh, insomma, stiamo valutando. Come mai, secondo lei? Di che cosa hanno paura? Ma guardi, secondo me non è che hanno paura, non hanno capito le finalità dello studio. Non è stato spiegato l'importanza dello studio, quanto è importante capire come e dove si è diffuso il virus. Guardi, io vorrei citare una situazione, un'esperienza completamente diversa. Noi 3 settimane fa siamo andati nella piccola cittadina di Vo a chiedere il sangue a tutti i 3.000 abitanti, bambini compresi, e le posso assicurare che abbiamo visto mamme e bambini che andavano a fare il prelievo, e che bambini veramente, devo dire, tremanti, hanno accettato volentieri di farsi fare il prelievo perché le famiglie li spingevano, perché avevano capito il significato sociale. Io penso che è un problema di comunicazione, non è un problema di persone che non lo vogliono fare. Se le persone capiscono che è una cosa socialmente utile, la fanno. Se pensano che è una cosa inutile, non la fanno. Se la persona al momento dell'esame viene riscontrata positiva, in genere bisogna fare un tampone di verifica. La disponibilità dei tamponi per queste persone è immediata? Perché poi c'è la via crucis dei tamponi, dice vabbè io rimango appeso e nessuno mi fa il tampone. In questo caso è garantito. Ma guardi, io non lo so perché non so come è stato organizzato dal punto di vista logistico e temporale, se e come viene fatto il tampone a una persona positiva, perché devo dire la verità, io non è che sono stato coinvolto in questo studio, però nel caso specifico, per esempio nostro, dello studio di Vo, noi sappiamo che queste persone sono state infettate 2 mesi fa, poi sono negative, se vengono positive noi contestualmente gliel'abbiamo fatto il tampone a tutti, quindi noi abbiamo fatto tampone e sierologico. Forse anche questa è una delle ragioni per cui le persone sono venute anche più volentieri. Questo deve essere garantito. Professoressa Caccuri, nell'Università di Brescia, nel laboratorio dell'Università di Brescia, dove lei insegna e lavora, avete fatto una scoperta. A un certo punto vi siete trovati di fronte di nuovo a un virus. Punto primo, è un virus nuovo o è un parente di quell'altro che ha cambiato faccia? Ha un virus più debole. Mentre quello era aggressivo, mangiava subito tutte le cellule, questo ci metteva molto più tempo. Intanto, è lo stesso che ha cambiato faccia o è un altro? Dunque, esatto, io le riporto quella che è la nostra esperienza di laboratorio. Siamo partiti all'inizio di questa pandemia ad isolare dei ceppi, come hanno fatto in diversi laboratori qui in Italia, e quello che osservavamo inizialmente, quindi nel momento clou della pandemia, era proprio questa presenza di ceppi virali molto aggressivi. Mi spiego, quando facevamo un isolamento su delle colture cellulari in vitro, osservavamo nel giro di 2-3 giorni un forte effetto citopatico su queste cellule, vale a dire, noi facciamo isolamento su un monostrato cellulare, queste cellule in poco tempo andavano incontro a morte. Tant'è, questi virus sono stati sequenziati ovviamente e risultavano essere identici tra di loro, per cui più che dedicarci ad isolare degli altri virus, ci siamo dedicati a capire quale fosse il ruolo patogenico di questi virus in diversi ospiti, quindi quale fosse il tropismo di questi virus.
Proprio una settimana, 10 giorni fa, invece è arrivata alla nostra attenzione un tampone diverso. In mezzo a tanti tamponi scarsamente positivi c'era invece un tampone che risultava essere molto positivo e la cosa interessante era che veniva appunto da un paziente totalmente asintomatico. Per questo abbiamo tentato l'isolamento, perché verosimilmente poteva essere un virus differente e effettivamente per ottenere un effetto citopatico, quindi una lisi della cellula, ci sono voluti ben 6 giorni. Al momento noi stiamo valutando se questo virus ha delle mutazioni che possano renderlo meno aggressivo, quindi qualcosa che siamo in fase di valutazione. Sicuramente sembra essere un ceppo meno aggressivo ed è uno stretto parente molto simile quindi a quello che tutti i ceppi che sono circolati fino ad ora. Ma il parente cattivo è morto? No, assolutamente, io non voglio dire questo. Anche mi aspetto che questo ceppo che noi abbiamo trovato e che anche in altri laboratori, non solo in Italia ma anche nel mondo, sta venendo fuori, non sarà quello che prenderà piede nella prossima stagione. Quindi sarebbe auspicabile, ma non mi aspetto che quello precedente sia stato eliminato. Allora, vediamo adesso con Nadia Lese come si è ingrassati nel lockdown. Secondo me dovranno riconvertirsi. Grazie Antonio per essere stato con noi. Professor Crisanti, oggi il Quotidiano Nazionale, Giorno Carlino Nazione, fa un confronto tra l'Italia, la Germania e la Svezia. L'Italia ha avuto il maggior numero, diciamo, di morti ogni milione di abitanti rispetto a paesi, per esempio la Svezia non ha fatto per niente il lockdown e la Germania ne ha fatto uno temperato. Questa è la parte, diciamo, più aperturista, la tesi più aperturista. Dice, ma insomma, è servito veramente? Lei che dice? Io penso che sia stato assolutamente essenziale. Non dimentichiamoci quello che stava succedendo in Lombardia. Abbiamo sfiorato la punta di 1000 morti al giorno. Ecco, forse questi giorni che sono passati non ci devono far dimenticare quello che è successo. Ora, la Svezia e la Germania hanno delle situazioni demografiche completamente diverse e anche abitudini sociali diverse. Lei consideri che la Svezia ha gli stessi abitanti della Lombardia sparsi in un territorio che è 4-5 volte dell'Italia, cioè è una situazione assolutamente imparagonabile. E detto questo, la Svezia ha pagato un prezzo elevato perché ha un numero di morti tutto sommato abbastanza significativo. Elevato. Senta, lei sostiene che se adesso stiamo andando meglio è merito delle mascherine. È così? Sicuramente, io penso che sia merito del distanziamento sociale e delle mascherine che diminuiscono la carica virale e la probabilità di infettarsi e sono sicuramente un presidio che deve essere implementato il più possibile. Guardi, la nostra esperienza in ospedale è emblematica. Noi abbiamo avuto colleghi che sono venuti al lavoro inconsapevolmente infettati e positivi, che avevano la mascherina, hanno interagito giorni interi con altri colleghi che avevano la mascherina e non si è infettato nessuno. Quindi c'è la prova che la mascherina c'è, perché in condizioni in cui questa qua non era usata, di fatto poi abbiamo avuto sempre da noi dei casi di diffusione. Quindi penso che questo sia un elemento importante da non sottovalutare. Bene, torneremo tra qualche istante anche per capire come perdere questi chili di troppo che abbiamo messo su. A tra poco. Per ragione, professor Crisanti, perché i dati di stanotte, che sono i più aggiornati, dicono che la Svezia, che non ha fatto il lockdown, ha il più alto tasso di morti al mondo e supera la Gran Bretagna, l'Italia e il Belgio. Quindi evidentemente le mascherine e le attenzioni servono. Allora, dottoressa Farnetti, la dieta per buttar giù in quanto tempo questi chili di troppo? Beh, insomma, non è la sede. Allora, professor Crisanti, grazie dottoressa Farnetti. Professor Crisanti, prima
di congedarla. Volevo chiederle che prospettive secondo lei adesso, capisco che nessuno di voi si voglia, ma per esempio ha senso che il ministro Speranza parli già di una seconda fase? Ora diciamo che Speranza ha infinite virtù, gli manca quella dell'ottimismo, devo dire onestamente, però vabbè, d'altra parte nessuno è perfetto, però devo dire che ha portato la croce e l'ha portata bene. Ma come si fa? È serio adesso già parlare di una seconda fase? Ma guardi, purtroppo è difficile prevedere, come ha giustamente detto, quale sarà l'evoluzione e quindi a mio avviso un atteggiamento prudente è sempre auspicabile piuttosto che fare dei balzi in avanti e poi doversi pentire di fare dei passi indietro. No, questo è sacrosanto, ma io le chiedo da un punto di vista scientifico, è immaginabile che ci sia una seconda fase? Guardi, io penso di sì. Penso di sì, perché lei consideri che l'epidemia non è sincrona nel mondo e quindi è sempre possibile che persone che vengono da aree infette reintroducano il virus in Italia. Abbiamo visto chiaramente come tutte le misure che avevamo messo in atto per difenderci dal virus della Cina non hanno funzionato. Ecco, forse magari c'è da chiedersi che cosa abbiamo imparato da questa lezione e che cosa possiamo migliorare in per evitare una seconda ripresa dell'infezione. È corretto dire che quando ci saranno i primi focolai avremo i pompieri pronti a spegnerli sul fuoco, sul posto? Guardi, sicuramente abbiamo la ricetta per spegnerli questi focolai, perché noi abbiamo visto che facendo il tampone a tutti e isolando i casi infetti è possibile spegnere il focolaio. L'Italia in questo momento fa 50.000 tamponi al giorno. Sicuramente è possibile ancora incrementare questo, prepararsi. Io mi auspico che se ci sia un focolaio si chiuda immediatamente tutto in maniera aggressiva e si faccia il tampone a tutti, costi quel che costi. Su questo siamo assolutamente d'accordo. La congediamo trasmettendo un servizio di Vittoriana Abate fatto a Vo, che è proprio quel piccolo comune sul quale voi insieme con il governatore Luca Zaia avete fatto veramente un grande lavoro e avete messo sotto controllo tutto il paese. Questa è la storia di un guarito. Massimo, lei ha avuto paura di non farcela? Certo, quando non mandava giusta febbre, non stavo mai bene, il pensiero, la testa comincia insomma un pochino a cedere e pensi al peggio. La mancanza di ossigeno, di aria è una brutta sensazione, la testa lavora e non è stato bene insomma. Non è stato bello. Lei è l'ultimo abitante di Vo ad aver lasciato l'ospedale. Sono stati 15 giorni da incubo. Mi ricordo e spero di dimenticare il prima possibile perché sinceramente non è stata una passeggiata. Noi di Vo siamo stati sottoposti a 2 tamponi, uno all'inizio e uno verso la fine. Su un risultato negativo. 2 giorni dopo che avevo avuto il secondo tampone sono andato a lavorare. Verso sera, era le ultime ore di lavoro, ho cominciato a tossire, a non star bene. Vengo a casa, mi misuro la febbre, era già 37,5. Dopo qualche ora era 38. Mi hanno portato direttamente a Schiavonia, esami, tac, tamponi. Mi hanno dato dopo un'oretta insomma l'esito che avevo già una polmonite di secondo livello. E là è partito i miei 15 giorni, presumo più brutti della mia vita. Poi i valori si sono abbassati, la febbre anche. E pianino pianino insomma abbiamo cominciato a prendere la strada del miglioramento. Ha avuto paura di poter aver contagiato la sua famiglia? Fortunatamente ci siamo preoccupati di un po' di isolare, insomma mi sono messo la mascherina, mangiavamo con i piatti di carta, io cercavo di stare in camera, sono quelle piccole cose che abbiamo sentito, abbiamo letto, insomma fortunatamente diciamo i miei familiari, quindi la moglie e 2 figlie, non sono state contagiate. Accanto a lei, in giardino, qui c'è la statua di una Madonnina. Si è rivolta a lei? E io credo, credo molto e la prego, li prego sempre Dio, sempre perché diciamo che ha voluto ancora lasciarmi qua. Che cosa farà quando sarà tutto finito? Ho voglia di farmi un giro in macchina, voglio ritrovare insomma un pochino come quasi tutti quanti insomma un po' di normalità, ecco.
Bene, ringraziamo ancora il professor Crisanti e la notizia della tarda serata è che il ministro Boccia, che è stato sempre uno piuttosto, insomma anche lui piuttosto prudente, dice se i contagi di rischio sarà basso, il 3 l'Italia intera si rimette in cammino. Qui c'è ancora un'incertezza, così diceva, sulla Lombardia, però c'è veramente un calo fortissimo adesso dei contagi e dei morti per fortuna in Lombardia e anche del Piemonte.